Buongiorno a tutti, sono il dottor Tosini, responsabile del centro ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura. Stamattina stiamo facendo l'innesto orticolo, un innesto di tipo erbaceo, nel caso specifico il cetriolo, Cucumis sativus. In questo caso l'operatrice Stefania sta tagliando il portainnesto con un taglio a 45 gradi, cercando di tenere un cotiledone e nello stesso tempo andare a togliere il germoglio che potrebbe poi determinare delle difficoltà nell'attecchimento del nesto. Sta tagliando il nesto, che è una varietà di cetriolo, quindi tiene il germoglio e i due cotiledoni, si sta preparando il lavoro, ne ha tagliati due, il terzo. Adesso con la mano sinistra ha preso il germoglio, sta avvicinando al taglio precedentemente eseguito sul portinnesto, e questa unione viene facilitata da una molletta in silicone. Ecco la piantina con i due bionti. Ovviamente poi la cassettina di piantini in estate verrà inserita in un tunnelino in cui abbiamo un'umidità relativa molto elevata, quasi un'umidità assoluta, per facilitare questo affrancamento, proprio perché la piantina, avendo un taglio, non riesce più a portare umidità alla parte del nesto e ci vogliono quei 3-4 giorni con umidità molto elevata per avvenire la cicatrizzazione. Perché facciamo il portinnesto? L'innesto lo facciamo per avere una piantina più vigorosa, per avere una piantina più resistente e tollerante alle principali fitopatologie legate al terreno. Quindi soddisfare appieno i requisiti della difesa integrata, quindi cercare tutti quei sistemi di tipo agronomico, biologico, microbiologico, genetico, che ci permettono quindi di arrivare comunque ad una produzione quantitativa soddisfacente, ok? Senza o riducendo, che il termine giusto è ridurre, l'utilizzo di agrofarmaci. Vi ringrazio dell'attenzione, seguiteci ancora nei prossimi video. Arrivederci.